Martedì 8 novembre, buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con l'informazione dal Veneto, con il nostro Focus TG per un'ora e mezza di diretta per portare a casa vostra le notizie, gli approfondimenti, le curiosità, le nostre inchieste su tutto quello che riguarda il nostro territorio. Come sempre la prima parte del nostro Focus TG è interamente dedicata alla cronaca e apriamo questa edizione con una notizia dell'ultima ora, parliamo di un pauroso incendio nella notte a Lamon. Abbiamo le immagini, le fiamme hanno completamente distrutto la locanda Ponte Serra, i vigili del fuoco sono intervenuti alle 5 di questa mattina. Gli ospiti dell'albergo che stavano dormendo sono stati evacuati, fortunatamente non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Feltre, gli operatori volontari del Basso Feltrino, ma anche i pompieri di Bassano del Grappa, 21 operatori volontari del comando di Trento con 3 autopompe, 2 autobotti e un'autoscala. Per domare completamente l'incendio serviranno ancora diverse ore. Al piano terra dell'hotel, uno storico edificio del 1860, si trova appunto l'Osteria Ponte Serra, una struttura che risulta adesso compromessa, da sempre un luogo molto frequentato. Lo ripetiamo, incendio nella notte, guardate le immagini, le fiamme, insomma il fumo si sono visti a centinaia e centinaia di metri di distanza, un incendio con le squadre di soccorso tuttora al lavoro. Ebbene, nel corso poi di questa edizione di Focus TG teniamo aperta una finestra proprio con Lamon qualora ci fossero aggiornamenti e sviluppi dell'ultima ora. A proposito di incendi, ieri c'è stata paura nella notte a Trissino, alte fiamme e scoppi provenienti dalla zona industriale visibili anche in questo caso a chilometri di distanza. Hanno allarmato i cittadini, la popolazione. Immediato anche in questo caso l'intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte scorsa per mettere in sicurezza l'area. Allora, ci racconta quello che è successo ieri il nostro collega Daniele Garbin e poi andremo ad ascoltare proprio la voce di chi ha vissuto quegli attimi di paura. Ma intanto ricapitoliamo il tutto nel prossimo servizio. Trissino. Un grosso incendio nella notte ha devastato un capannone di 10.000 metri quadrati della Vibo SPA, un'azienda di produzione di accessori metallici per mobilifici. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le dimensioni del rogo visibili a chilometri di distanza ha creato molta apprensione tra gli abitanti della zona. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, facendo intervenire numerose squadre dei vigili del fuoco nello stabile di via Arzignano. 27 complessivamente i pompieri coinvolti nelle diverse fasi dello spegnimento, arrivati con 4 autopompe, 4 autobotti, un'autoscala e altri mezzi di supporto. L'incendio era di vaste proporzioni, come potete vedere. Siamo riusciti a salvare, se non altro, una parte della produzione. È servita tutta la notte per avere ragione delle fiamme e spegnere tutti i focolai, mentre sono ancora in corso le fasi della bonifica. Non sono stati ancora quantificati i danni, che potrebbero aggirarsi a centinaia di migliaia di euro. La stima sembra però essere ingente, visto che l'intero capannone, i macchinari e la merce contenuta sono andati completamente distrutti. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Voglio anche tranquillizzare i residenti che non c'è nessun pericolo di inquinamento, perché all'interno ci sono sostanze biodegradabili, usavano sostanze biodegradabili. Sotto il profilo della sicurezza erano delle aziende più all'avanguardia. Vogliamo essere vicini al titolare dell'azienda, che siamo qua a disposizione perché è un'azienda, ripeto, importante che dà lavoro a qualche centinaio di persone. E ieri mattina fuori dai cancelli dell'azienda si sono presentati molti per testimoniare coi fatti, con la loro presenza appunto, la solidarietà, il conforto a operai e al titolare.
un'azienda che vuole sicuramente reagire subito, rialzarsi dopo il danno subito. Tra le persone presenti all'esterno della struttura anche la senatrice Stefani, ex vice sindaco di Trissino. E si vedeva queste fiamme altissime, si sentivano degli scoppi. Subito ho pensato alle Vibo. Ah, sì? Perché erano nostri clienti e dispiace veramente tanto. Questa cosa qua non si doveva succedere anche per l'economia che c'è adesso, anche per gli operai che lavorano dentro. E penso che sia una cosa molto, molto grave. Mi ha mandato un messaggio la security dicendo che c'era un principio di incendio e siamo venuti giù a 00:30 e c'erano già i pompieri molto bravi, mi congratulo con loro perché molto professionali, solo che purtroppo è partito come la candela, è partito tutto quanto. Comunque abbiamo salvato gli uffici per fortuna e anche l'80% della parte produttiva, quindi speriamo con la nostra tenacia e forza di riuscire a ripartire in una settimana, 10 giorni. Le macchine, il cuore dell'azienda è stato salvato, in magazzini purtroppo non c'è più nulla, ma partiamo, dai. Si riparte, ci rimbocchiamo le maniche, troviamo altri spazi e cerchiamo di ripartire il prima possibile. Sul posto, a sincerarsi dei danni e a confortare i titolari della Vibo, anche la senatrice Erika Stefani. Lì si vede il tessuto imprenditoriale veneto, persone che non si disperano e dicono pazienza, andiamo avanti con la produzione e è bruciato capannone, faremo più bello di prima. Cioè, io penso che questa sia una delle più bei messaggi che ci possono dare da questo Veneto, che è straordinario. E ieri è stata la giornata dell'addio a Miriam Ciobanu. Lacrime e rabbia nel giorno dell'ultimo saluto alla 22enne, lo ricorderete, travolta e uccisa la notte di Halloween dall'auto di un coetaneo, ora accusato di omicidio stradale aggravato. Ripercorriamo i momenti di questa giornata di lutto e appunto, come dicevo, anche di rabbia. Per rispetto non dovevi neanche presentarti. Le lacrime, la disperazione e poi, alla fine di una lunga giornata, la rabbia. È la madre di Miriam Ciobanu, insieme alla sorella nel giorno dell'addio, che, vinta dal dolore, si scaglia contro il fidanzato Tommaso Dal Bello. Non dovevi nemmeno presentarti, gli dice. Sul sagrato della chiesa ci sono anche i carabinieri. L'ultima notte della sua vita Miriam l'aveva passata con lui. Una discussione all'alba e poi lei che se ne va e nel buio viene centrata dall'auto di Alessandro Giovanardi, suo coetaneo, che a folle velocità stava tornando a casa dopo una serata, trovato poi positivo ad alcol e droga. Il feretro arriva al suono delle campane, una bara chiara con fiori freschi di ogni colore e margherite. Ad attenderlo la famiglia, tutti, mamma Adriana, papà Giovanni, Charlie, la sorella, Enrico, l'ex fidanzato, sono mano nella mano e si stringeranno anche in chiesa, una mano nell'altra, forti, in un unico abbraccio. Stiamo qui per la forza dell'amore, per la forza della speranza, nella certezza di questo saluto che è un arrivederci. E allora, con tutto l'amore che abbiamo, con tutta la speranza che nutriamo, con tutta la fede che ci è possibile avere in momenti come questi, salutiamo Miriam. La vita è troppo breve per farci travolgere dall'odio e dal rancore. Amiamoci gli uni con gli altri. Il messaggio di Don Gabriele. In chiesa anche i 3 sindaci uniti da questa tragedia: Pieve del Grappa, Fonte e San Zenone degli Azzelini. Bella dei tuoi occhi intensi e profondi, bella come i gigli del campo che il Vangelo ricorda, bella del tuo nome. Uniti nel dolore fino alla fine, ora servirà tempo per ricostruire e servirà farlo solo insieme. Prima di andare in pubblicità ricordiamo la notizia d'apertura, il pauroso incendio nella notte a Lamon, fiamme che hanno completamente distrutto la locanda Ponte Serra, vigili del fuoco al lavoro.
la regia di Fabio Verin prontamente ci mostra le immagini di questo incendio, per il quale insomma per la messa in sicurezza della struttura ci vorranno ancora diverse ore di lavoro e, come detto, qualora ci fossero aggiornamenti saremo pronti a darveli. Per fortuna diciamo che non risultano coinvolte né ferite persone. Gli ospiti della struttura sono stati fatti logicamente evacuare per motivi di sicurezza, ma non si riportano nessun tipo di conseguenze che riguardano appunto le persone presenti. Detto questo, noi adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, rientriamo con tante altre notizie di cronaca, restate con noi. Rieccoci in diretta, sono le 12:15 e noi continuiamo con le nostre notizie di cronaca. Ci spostiamo nel Padovano, a Tribano per l'esattezza. Un imprenditore ha affrontato 3 ladri che erano entrati in casa sua, riuscendo poi a metterli in fuga. Un quartiere residenziale di villette a 2 passi dal centro del comune, il luogo ideale per i malintenzionati che agiscono con il calar delle ombre della sera. Stava rientrando dalla spesa settimanale con la moglie, la prima ad accorgersi che in casa c'erano i malviventi. Non ha perso neppure un attimo un imprenditore di Tribano che ha afferrato uno dei 3 uomini presenti per la giacca e il collo prima di essere colpito con una sedia dai complici, che così si sono assicurati la fuga. Immediata la denuncia ai carabinieri, che stanno passando al setaccio le telecamere della zona. Uno dei 3 sarebbe lo stesso, entrato solo 24 ore prima nello storico ristorante La Montanella di Orco a Petrarca. Ecco le immagini. Una situazione che esaspera i cittadini, condivisa anche dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Io ho un comune da 4.300 abitanti, ho un solo vigile che naturalmente è presente durante la giornata, qualche volta di sera, e se pensiamo che abbiamo una sola pattuglia dei carabinieri che di notte fa tutta la bassa padovana, è veramente molto preoccupante. Qui il problema è anche investigativo. In questo caso il nostro cittadino ha preso uno dei 3 malviventi, l'ha visto benissimo in faccia, come io sto vedendo te in questo momento, ed è impossibile fare un identikit. Ci è stato detto che sono cose che si vedono per la televisione. Qua dobbiamo capirci, o prendiamo il telefono e a chi capita diciamo scusate, è andata così, la prossima volta capiterà un altro, oppure ci mettiamo di buzzo buono, iniziamo a fare le indagini per quello che valgono e allora becchiamo questa persona che tra l'altro era ad Acqua Petrarca poche ore prima. E continuiamo con le notizie di cronaca, restiamo sempre nel Padovano perché è successo un fatto alquanto curioso. La polizia locale del Campo San Pierese è intervenuta ieri per un incidente lungo la statale del Santo. Ebbene, nel cercare i documenti dell'autista, proprio le forze dell'ordine hanno trovato all'interno dell'automobile droga e quindi insomma un controllo si è trasformato in un arresto. Incidente sulla nuova strada regionale 308 del Santo con un risvolto inaspettato a Borgorico. Un 30enne di Campodarsego, infatti, con la sua BMW Serie 1, sabato verso le 17:30 si è scontrato con una Polo guidata da un 37enne di Cassola. Da una prima ricostruzione, l'uomo alla guida della BMW avrebbe imboccato la strada statale contromano, scontrandosi con l'utilitaria per poi carambolare contro il guardrail. Gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese, intervenuti sul posto cercando i documenti del 30enne, che nel frattempo era stato soccorso e portato in ospedale, hanno scoperto che in auto c'erano diversi tipi di stupefacente come cocaina, marijuana e crack, già suddivisi in dosi. È scattata quindi la perquisizione a casa del 30enne, dove sono stati trovati ulteriori 100 grammi di marijuana, sostanze da taglio e un piccolo laboratorio per la produzione del crack. Trovata anche della chetamina, un farmaco utilizzato come allucinogeno, e del veleno di rospo, una sostanza dagli effetti psichedelici ottenuta dalla secrezione del rospo del deserto di Sonora in Messico. In tutto il valore dello stupefacente sul mercato supera i 20.000 euro.
L'uomo, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del processo. Generalmente il periodo che contraddistingue il picco di furti nelle case è proprio il momento in cui ci si avvicina alle festività natalizie oppure diciamo alle vacanze estive durante i mesi più caldi. Ebbene, va contro corrente, contro tendenza diciamo così, l'Alta Padovana, perché proprio in questo mese di novembre si stanno verificando una serie impressionante di razzie nelle case e nelle attività commerciali. La razzia dei predoni non colpisce solo le abitazioni, il territorio dell'Alta Padovana in questo periodo è bersagliato. Anche le attività commerciali sono nel mirino dei ladri che stanno mettendo a segno numerosi colpi. Nei giorni scorsi tra Villa del Conte e San Martino di Lupari, lungo la strada provinciale 39, sono stati razziati un distributore di benzina, un bar e una farmacia. Nel primo caso i ladri hanno forzato la colonnina dell'autolavaggio, oltre al furto anche danni ingenti alla struttura. Nel bar vicino invece hanno rubato la cassa sfondando prima la vetrata. Qualche sera prima invece era stata presa di mira la farmacia, mentre a Tre Baseleghe nel fine settimana si sono registrati numerosi furti in abitazione. 2 giovani padovani in manette perché hanno tentato di rapinare un imprenditore dopo avergli forato la ruota della macchina. Lui però se ne è accorto e ha avuto la prontezza di allertare le forze dell'ordine. Lo avevano preso di mira, forse ad attirare l'attenzione dei 2 malviventi, all'interno dell'abitacolo un borsello di marca pregiata, contenente la somma di 500 euro circa in contanti e 2 tessere bancomat. La vittima, un imprenditore cinese residente nel Trevigiano, aveva parcheggiato in zona Borgo Padova a Castelfranco per sbrigare alcune incombenze di lavoro. I 2, 29 e 22 anni residenti a Padova, ne hanno approfittato per forare uno degli pneumatici dell'auto. Ma non sono passati inosservati. L'imprenditore dalla vetrina di un negozio vicino si è accorto dei movimenti sospetti intorno alla sua vettura. Uno dei 2 giovani, dopo essersi chinato sulla ruota, è salito frettolosamente a bordo di una Mercedes classe A nera, alla guida della quale si trovava un secondo soggetto. Insospettito, ma ancora lontano da quello che stava per rischiare, l'uomo è tornato alla sua auto e poi ha messo in moto. Ma nemmeno dopo 1 chilometro si è accorto che lo pneumatico anteriore destro era completamente sgonfio. È stato quindi costretto a fermarsi lungo via Foscolo a bordo strada. A quel punto è sceso, ma in un attimo si è accorto di essere stato seguito a breve distanza dallo stesso veicolo che aveva notato in Borgo Padova. Allarmato, l'imprenditore ha chiamato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto, vista la situazione, sono intervenuti immediatamente. L'uomo era fuori dall'auto mentre gli si stava avvicinando un giovane. Percependo l'imminente pericolo per la vittima, i militari dell'Arma sono intervenuti bloccando contemporaneamente sia il giovane a piedi sia il complice che lo aspettava in auto, impedendone così la fuga. I 2 sono stati sottoposti a perquisizione. Addosso avevano 2 punte di trapano di diverse lunghezze, compatibili con il foro praticato sulla gomma. I 2 padovani, già conosciuti alla giustizia per fatti analoghi, sono stati arrestati in flagranza. Parliamo di sicurezza nel prossimo servizio, ci spostiamo a Thiene, controlli antispaccio, 3 fogli di via e un allontanamento dal territorio nazionale. Microcriminalità, spaccio, reati contro il patrimonio, presenza di individui non regolarmente presenti sul nostro territorio nazionale. Su questi fronti si sono concentrati i controlli coordinati di Questura, Finanza, Polizia Locale del Consorzio Nord-Est Vicentino sul territorio di Thiene. Attività svolte in serata che hanno visto l'impiego di 20 uomini impegnati su 3 posti di controllo lungo le principali arterie di accesso al centro urbano. Complessivamente sono stati ispezionati 8 esercizi pubblici, 19 autoveicoli e 103 persone, di cui 39 stranieri, 14 con precedenti. Al termine delle operazioni e delle attività di verifica sono stati adottati da parte del questore questi provvedimenti: 3 fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali, residenti in altri comuni e senza alcun motivo per permanere sul territorio comunale di Thiene per un periodo di 3 anni, non potranno farvi ritorno.
Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino albanese con a proprio carico precedenti di varia natura e non in possesso dei requisiti per soggiornare in Italia. Dovrà lasciare l'Italia entro 7 giorni. Infine 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti per reati contro la persona, per spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Prima di andare in pubblicità facciamo il punto sulla situazione Covid, vediamo insieme l'ultimo bollettino, lo leggiamo, è una notizia dell'ANSA che testimonia come risale ancora la curva dei contagi da Covid in Veneto con 5.230 nuovi casi registrati nella giornata di ieri. Vi sono inoltre purtroppo altre 11 vittime nelle ultime 24 ore, con il totale dei decessi che arriva da inizio pandemia a 15.786. Quindi ripetiamo, 5.230 nuovi contagi solo nella giornata di ieri. Aumenta leggermente il dato degli attuali positivi, che sono poco più di 49.500, per l'esattezza 49.507, 107 in più nelle ultime 24 ore, mentre scende l'occupazione ospedaliera, chiamiamola così, con 1.069 ricoveri in area non critica in tutto il Veneto, -2, e scendono, questa è una buona notizia, di 5 unità anche le terapie intensive, che complessivamente in Veneto sono 33. Adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, rientriamo fra poco con tutte le nostre altre notizie in diretta. (12:30), ben ritrovati in diretta con Focus TG. Ebbene, continuiamo a parlare di sicurezza. Abbiamo visto, insomma, una raffica di controlli attiene nel Vicentino. Insomma, prima di concederci un piccolo momento di pubblicità, noi adesso continuiamo a parlare proprio di questa tematica, sulla quale, sulla sicurezza, è intervenuto il neo senatore veneziano di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, che fa un bilancio a 360 gradi, partendo dalla situazione chiaramente più vicina a lui a livello territoriale, ma toccando tanti punti all'ordine del giorno proprio nell'agenda di chi si sta occupando di sicurezza. Vediamo. Un problema di legge, un problema di certezza della pena, è un problema legato al fatto che chi delinque deve andare dietro le sbarre, o meglio, se chi delinque è uno straniero deve essere immediatamente rimpatriato, perché noi non possiamo immaginare che continui a perdurare una situazione che è figlia di un lassismo che permette a queste persone di godere di una sostanziale impunità. Loro sanno che vengono in Italia, possono delinquere e sanno che poi alla fine la fanno franca. Questo serve per garantire più sicurezza ai mestrini, ma anche al resto del paese. Ne ha convinto Speranzon, come lo stesso primo cittadino. Proprio su questo dovrebbe lavorare il nuovo governo, soprattutto alla luce dei frequenti e recenti episodi di criminalità a Mestre. Ho parlato con il sottosegretario Vandaferro e con il sottosegretario Emanuele Prisco, in settimana mi incontrerò con loro. È evidente che c'è la necessità da un lato di agire sull'ordine pubblico e quindi con il Ministero dell'Interno, dall'altro anche questa mattina mi sono incontrato con il Ministro Carlo Nordio su un sistema di norme che renda da un lato più semplice e più veloce il processo e dall'altro su norme che permettano di impedire questo continuo sbarco di migranti nel nostro paese, che poi produce gli effetti che viviamo qui a Mestre. Anche la Premier Meloni ha potuto toccare con mano la situazione in terraferma, concordando da subito sulla necessità di un intervento. Il problema va eliminato, da un lato espellendo chi commette reati e dall'altro impedendo a migranti economici di entrare al di fuori di quelle che sono le normative che possono consentire loro di integrarsi. Quando questi fenomeni non vengono controllati, poi non ci si può lamentare se c'è una repulsione da parte della cittadinanza. Quindi se vogliamo evitare fenomeni di razzismo, di intolleranza, di xenofobia, dobbiamo agire alla radice e quindi evitare che si creino le condizioni perché questo accada.
Bivacchi, ubriachi e comportamenti molesti nei parchi della città. Tutto questo è finito nel mirino del questore di Vicenza. Il degrado dovuto al bivacco e al consumo di alcolici in alcune zone della città, segnalato più volte dai cittadini che hanno subito molestie a causa di comportamenti inurbani, a volte anche pericolosi, è stato l'obiettivo dell'ultimo controllo straordinario interforze disposto dal questore e concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le operazioni di polizia hanno visto concentrare le azioni degli agenti nelle aree del capoluogo considerate più a rischio, come Ponte degli Angeli, via Rattazzi, Corso San Felice e Fortunato, via Muttoni e i giardini di Campo Marzio e piazza Matteotti. Complessivamente sono state controllate 104 persone, di cui 36 straniere e 21 con precedenti di polizia. Molti di questi soggetti sono stati identificati, fotosegnalati e per alcuni sono stati emessi misure specifiche di prevenzione personale. In particolare sono stati adottati provvedimenti di 3 diverse tipologie. 5 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza per persone gravate di precedenti penali che ripetutamente e senza giustificati motivi si trattenevano nel territorio comunale. 2 avvisi orali per cittadini italiani e stranieri a causa di una spiccata pericolosità sociale dovuta a precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti e 2 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per pregiudicati extracomunitari risultati irregolari in Italia che a seguito dei controlli e degli accertamenti dell'ufficio immigrazione hanno convinto il questore ad ordinare loro di lasciare il nostro paese entro 7 giorni. Ci spostiamo adesso a Castelfranco per 2 incidenti stradali che sono avvenuti a distanza di poche ore uno dall'altro. Ebbene, in tutti e 2 i casi gli automobilisti non si sono fermati. Poi ieri sera in serata si è costituita una ventenne. Stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con il fidanzato Elison, 20 anni, a bordo della sua auto acquistata solo una settimana fa, imboccato il sottopasso di Salvatronda. All'improvviso, dalla direzione opposta un'auto ha iniziato a invadere la sua corsia fino a colpirla violentemente sulla fiancata. Correva e dopo che mi è venuto addosso ha continuato proprio la sua corsa ad alta velocità. Sotto shock e ferita, Elison è stata soccorsa da un automobilista di passaggio. Grazie a lui è riuscita a chiamare i soccorsi e i familiari. La giovane è stata portata in ospedale per essere medicata. Mi sono fatta male alla schiena e ho una prognosi di 8 giorni per tenere il collare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In mattinata si è presentata l'automobilista. Si tratta di una coetanea appena 20 anni che secondo il suo racconto non si sarebbe resa conto di aver provocato danni. La giovane è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Nemmeno 12 ore dopo, un altro incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, in zona Borgo Padova, sempre a Castelfranco. In prossimità di una rotonda, un giovane studente in sella alla sua moto è stato urtato da un furgone che poi è fuggito. A fermarsi per aiutare il ragazzo, un automobilista. Le indagini della polizia locale. Il ragazzo era davanti a me, è caduto, e il furgone che è scappato e basta. Da Castelfranco a Cittadella, dove grazie alla segnalazione di alcuni residenti i carabinieri hanno bloccato un raduno abusivo di motociclismo. Un raduno abusivo di motociclette è stato fermato dai carabinieri di Cittadella. In oltre 100 motociclisti si erano radunati domenica pomeriggio in via Luparense, in una zona isolata in fase di costruzione, conosciuta anche con il nome di Zitac. Il tam-tam virtuale della rete, infatti, ha permesso che si radunassero molti appassionati di 2 ruote che sfruttavano la via asfaltata e il piazzale per le loro evoluzioni. Allertati da un privato cittadino, i militari del NORM della città murata si sono presentati in zona. L'arrivo dei carabinieri ha messo in fuga i partecipanti che sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Agenzia immobiliare abusiva, insomma le fiamme gialle provinciali, adesso ci siamo spostati nel Vicentino, hanno individuato una società che svolgeva l'attività di mediazione immobiliare, appunto come vi dicevo, in modo irregolare, in modo abusivo, segnalandola immediatamente alla Procura e alla Camera di Commercio.
Piovene Rocchette, un'agenzia di mediazione immobiliare, avrebbe esercitato abusivamente la sua attività. Per questo 6 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza Provinciale di Vicenza a conclusione di un'indagine nell'ambito della salvaguardia della concorrenza. Un'attività svolta in collaborazione con la Camera di Commercio, che aveva segnalato il possibile esercizio abusivo effettuato da una società SRL attiva nell'Alto Vicentino. Sarebbe stato lo stesso legale rappresentante delle società a seguire e a curare tutti gli aspetti delle trattative, come le visite agli immobili da acquistare o affittare, i rapporti con i tecnici abilitati al rilascio delle documentazioni, presenziando a volte anche al rogito finale. Tutte attività di prerogativa esclusiva dei mediatori immobiliari iscritti nella sezione REA del Registro delle Imprese, che richiedono specifici requisiti morali e professionali, tra cui l'assenza di condanna per reati e di provvedimenti antimafia. Al legale rappresentante dell'agenzia immobiliare è stata elevata una sanzione amministrativa che va dai 7.500 a 15.000 euro, accompagnata da una segnalazione per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e dell'agenzia immobiliare in cui operava. Sono stati inoltre segnalati 6 soggetti che, in qualità di parti del contratto, avrebbero falsamente dichiarato di non essersi avvalsi di mediatori senza aver sostenuto nessuna spesa per l'attività di mediazione immobiliare. Un'altra notizia che vede protagonista la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle, che a Morgano hanno sequestrato d'urgenza un laboratorio tessile in cui non si rispettavano le misure di sicurezza. Ma questo non è tutto, perché poi le Fiamme Gialle hanno scoperto, pensate, che dal 2009 a oggi i vari amministratori che si sono succeduti hanno maturato debiti col fisco per oltre 2,5 milioni di euro. L'intervento è volto a tutelare il mercato da operatori che agiscono scorrettamente. Laboratorio tessile di 300 metri quadrati di Morgano, gestito da un imprenditore cinese posto sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Treviso, che ha proceduto a denunciare il titolare per le condizioni in cui i 5 dipendenti venivano fatti lavorare. Niente impianto di ventilazione né uscite di sicurezza, finestre oscurate per evitare che si notasse il lavoro notturno. Abbiamo trovato una situazione di assoluto degrado, in quanto non erano rispettati i requisiti igienico-sanitari in materia di prevenzione incendi e inoltre i rifiuti, gli scarti tessili di lavorazione erano smaltiti di fatto in un box adiacente allo stabile adibito a discarica. Posti i sigilli anche a 30 metri cubi di scarti tessili e a 21 macchinari per il confezionamento dei capi di abbigliamento, commissionati anche da note aziende del territorio. Nel ricostruire le gestioni precedenti sono emerse 9 differenti imprese che, malgrado il giro d'affari annuale di circa 500.000 euro, sono risultate insolventi con il fisco per un totale di 2.600.000 euro. Le imprese, dopo un periodo di vita di circa 1-2 anni, venivano sostituite da nuove imprese costituite ad hoc che rilevavano il pacchetto clienti e fornitori, macchinari e di fatto si ponevano in prosecuzione con le precedenti ditte che interrompevano l'attività economica dopo che avevano maturato rilevanti debiti con l'amministrazione finanziaria. Piccola pausa pubblicitaria, adesso restate con noi perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca e poi i nostri collegamenti, i nostri approfondimenti e tutta la pagina dedicata alla cultura e ai prossimi eventi in Veneto, quindi a fra poco. Rieccoci in diretta con Focus TG, adesso una notizia che ha funestato tutta la comunità, insomma, e non solo, perché è morto nella notte a 78 anni Giuseppe Bono, il manager che per 20 anni ha guidato Fincantieri, rilanciando la cantieristica italiana nel mondo e quindi nel prossimo servizio a cura di Laura Buccarella riepiloghiamo la vita di Giuseppe Bono a questo drammatico momento. Volevo dire a tutti quanti, guardate, io ci sono, insomma, non sarò al timone, però insomma, ci ha passato 20 anni sono tanti, insomma.
Era il 9 maggio scorso. Con la voce già rotta dalla commozione, Giuseppe Bono lasciava il timone di Fincantieri che aveva guidato per 20 anni. Nella notte il manager ci ha lasciato all'età di 78 anni. Era nato a Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, sposato con 2 figli. Nella sua lunga e prestigiosa carriera Bono ha ricoperto ruoli apicali in numerose aziende pubbliche, dal 93 al 2002 in Finmeccanica, di seguito amministratore delegato di Fincantieri, che in un ventennio ha risanato e rilanciato portandola al numero 1 della cantieristica in Europa, prima al mondo per diversificazione e innovazione, con quasi 20.000 dipendenti, 20 stabilimenti in tutto il mondo. Stretto il legame di Giuseppe Bono con la città di Trieste, che nel 2018, per volontà del sindaco di Piazza, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Io sono nato in un piccolo paese, quindi non posso dire la mia seconda città perché quello era un paese, però la considero uno dei... Tanto è vero che io ci vivo anche a Trieste, quindi potrei stare a Roma, potrei stare a Milano, però io 2 o 3 giorni alla settimana li passo a Trieste. Non era questa l'unica onorificenza di Giuseppe Bono, che era anche, tra l'altro, Cavaliere del Lavoro, Cavaliere della Legion d'Onore francese, oltre che membro del Consiglio Generale di Confindustria e presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Laureato in Economia e Commercio, la sua capacità manageriale, che aveva trasformato in un impero un'azienda in difficoltà, era riconosciuta ovunque, tanto che nel 2006 gli è stata conferita la laurea honoris causa in ingegneria navale da parte dell'Università di Genova. Sempre presente con orgoglio alla consegna dei gioielli costruiti nei cantieri navali, era ben voluto dalle maestranze e non mancava mai di indicare nei discorsi ufficiali quella che era la sua visione di modello e di sviluppo futuro della produzione in Italia, anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale. Abbiamo bisogno che forse le nostre università sfornino più tecnici e meno finanzieri che poi studiano alla Bocconi o alla LUISS e se ne vanno a Londra o in giro per il mondo. No, abbiamo bisogno di gente che resti qui e innamorata di un lavoro che possiamo insegnare a tutto il mondo. Adesso ci spostiamo ad Altavilla Vicentina per parlare del Bomba Day fissato per il 4 dicembre, il giorno di Santa Barbara. È stata fissata al 4 dicembre la data del Bomba Day per la rimozione della bomba al fosforo di Altavilla. Sarà nel giorno di Santa Barbara, protettrice di pompieri, artificieri e marinai, la data del disinnesco dell'ordigno al fosforo della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto in primavera nel cantiere della Tava ad Altavilla Vicentina. Se sono state attenuate alcune limitazioni per quanto riguarda i flussi energetici nelle case e nelle aziende, è tuttavia rimasta confermata la necessità di evacuare circa 840 persone nel raggio di 444 metri dal punto in cui è depositata la bomba. Le operazioni inizieranno alle 7 del mattino di domenica 4 dicembre con lo sgombero delle persone. Gli evacuati saranno ospitati presso le strutture comunali e il despolettamento sarà effettuato a partire dalle 8. Durerà circa 8 ore. Se non vi saranno intoppi, quindi verso le 4 del pomeriggio, quantomeno le persone potranno rientrare nelle proprie case. Se vi saranno invece dei problemi, potrebbe essere prolungato di altre 6 ore e quindi durare fino alle 8 di sera. La circolazione subirà delle limitazioni. Saranno interrotti sia la ferrovia che la strada regionale 11, la strada provinciale del Melaro e la strada provinciale Cordellina, oltre che varie vie del paese, e per le quali sono previsti percorsi alternativi. Aiutatemi a individuarlo, questo è l'appello accorato che un 29enne di Mansuè ha lanciato ai nostri microfoni, un ragazzo che la notte di Halloween è stato aggredito a pugni senza motivo proprio da uno sconosciuto. Sì, oggi ho ancora un po' il mal di testa e dolori al naso. Speriamo passi il prima possibile. Ero in pista a ballo, ho preso 3 pugni fortissimi e mi sono quasi accasciato a terra dal dolore. Uno sconosciuto
che poi è subito scappato. Una serata da passare in allegria con gli amici si è trasformata in pochi secondi in un incubo per Fabio Toffanello quando uno sconosciuto gli ha rifilato 3 pugni al volto mentre ballava ad una festa privata di Halloween in Villa Foscarini a Gorgo al Monticano. 3 pugni al volto senza un motivo da una persona mai vista prima. Il gesto vile gli ha procurato una frattura al setto nasale. Per quale motivo questa persona ti ha picchiato? Non ne ho proprio idea, sinceramente. E mi piacerebbe saperlo. Però non avevo idea del perché. Non era successo niente prima? No, non è successo assolutamente niente. Il 29enne in quel momento si trovava con un amico che lo ha assistito e portato all'ambulanza già presente nel piazzale della villa. In ospedale lo hanno dimesso con 30 giorni di prognosi. Il tuo amico ha fatto a tempo a vedere qualcosa? Il mio amico sì, ha fatto tempo a vedere qualcosa e lo hanno cercato, so che per un'ora e mezza l'hanno cercato insieme ai bodyguard, però non l'hanno trovato. 1,80 m, capelli scuri con una maglietta bianca, nessuno lo ha visto. Aiutatemi a trovarlo è l'appello di Fabio che nelle prossime ore sporgerà denuncia ai carabinieri. Se qualcuno ha qualche informazione, li prego di andare dai carabinieri e riferirgliela a loro. In futuro dovrà sottoporsi ad un'operazione chirurgica al setto nasale. Alcune ferite però saranno dure da rimarginare. Sì, ho anche paura degli sconosciuti adesso perché non si sa mai quello che può succedere. Prima a Venezia, poi in tribunale a Treviso. Ieri è stata una giornata impegnativa, giornata nei palazzi di giustizia veneti per il guardasigilli Carlo Nordio. Priorità sarà data alla copertura dei ruoli amministrativi, ma Nordio ha parlato anche di immigrazione e di abuso d'ufficio. Vediamo. In questo ambito gli uffici del Veneto, Venezia e soprattutto Treviso sono in una situazione di sofferenza intollerabile. So perfettamente quale sia la situazione dell'organico, della carenza dell'organico e della carenza di chi, pur appartenendo all'organico, è quella che si chiama una forza assente. Intervenire subito sulla carenza di personale, soprattutto amministrativo, questa è la priorità del guardasigilli Carlo Nordio in visita istituzionale nei tribunali di Venezia e Treviso, realtà dove ha trascorso decenni di vita professionale e dove, dice, la politica è spesso mancata. Diverse le ipotesi sul tavolo per recuperare organico. Non ultimo, attraverso questo potrebbe porre dei problemi di ordine giuridico ma risolvibili, un reclutamento regionale, perché molti posti vengono scoperti perché delle persone provenienti da regioni lontane, per ottimi motivi familiari, però appena arrivate qui chiedono il trasferimento. E la situazione di Treviso è dannatamente sofferente in questo. Ma un conto è l'emergenza personale, un altro la riforma dei codici di procedura che richiederà più tempo, anche l'intera legislatura, e poi la famosa sburocratizzazione con Nordio che racconta un episodio personale. Io ero a Roma, è arrivata a casa mia una cartolina verde, Tribunale di Treviso. Naturalmente mia moglie si è preoccupata perché una cartolina verde cosa significa? Sapete, siamo 3 tecnici, quindi... Una cartolina dalla Corte d'Appello solo per confermare l'avvenuta elezione alla Camera in un florilegio di articoli e commi con tutto il suo carico di costi e ore lavoro di funzionari. Questo è l'indizio numero 1 di un apparato burocratico ottocentesco che va smantellato. Non dico che vada riformato, va smantellato. Ci sono poi i temi dell'attualità. A Treviso Nordio viene accolto anche dal sindaco Mario Conte, che in occasione delle celebrazioni del 4 novembre aveva chiesto proprio al neoministro di rivedere la disciplina del reato di abuso d'ufficio, uno spettro per molti sindaci e funzionari alle prese con l'operatività quotidiana. La modifica radicale del reato di abuso di ufficio è richiesta dai sindaci e soprattutto di sinistra e quindi penso che daremo loro ascolto. Inevitabile guardare poi a quanto succede nel Mediterraneo con il braccio di ferro tra governo e navi delle ONG. Il Trattato di Dublino è chiarissimo. La gestione dei migranti deve essere fatta dallo Stato di primo accesso. E se una nave straniera in acque internazionali accoglie dei migranti,
lo stato di primo accesso è lo stato di bandiera di quella nave. E c'è molta fiducia nei confronti del ministro Nordio da parte degli ex colleghi magistrati di Treviso. Vediamo. Il Palazzo di Giustizia sarebbe quasi da rifare e comunque è da rivedere, da ristrutturare, ci sono gli impianti da rifare, la pavimentazione, i tetti. È un colabrodo questo palazzo, ecco. Il cahier de doléances è corposo, i mali della giustizia trevigiani noti, con risvolti anche inediti. Ci sono questioni legate, è vero, agli organici, ma anche questioni proprio di tipo logistico, pratico. Abbiamo da decenni il problema degli archivi che sono sovraccarichi di materiale, non sappiamo più dove mettere gli atti. Abbiamo dovuto ricorrere ultimamente all'aiuto del comandante di una caserma che ci ha messo a disposizione 2 stanze. Tante le criticità, ma altrettanto grandi sono le aspettative nei confronti dell'ex magistrato Nordio, che nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Treviso viene accolto da autorità, mondo forense, forze dell'ordine. Persona giusta per la sua esperienza, perché conosce i problemi dall'interno, è uno spirito libero e critico, e quindi è una persona che può fare qualcosa in questo momento. La persona al posto giusto, non so fino a che punto sia il momento giusto, perché mi rendo conto che a livello nazionale di grandi risorse economiche da investire non ce ne sono in questo momento, però si possono fare tante altre cose anche senza, a costo zero o quasi zero. Se non ci riesce lui, che è trevigiano, che è un ex magistrato, che conosce il Veneto meglio di me e sa quali sono i problemi che affliggono il Veneto e il Tribunale di Treviso, io credo che non possa farcela nessun altro. Comunque sì, noi non è che ci tiriamo indietro, noi continuiamo imperterriti per la nostra strada, continuiamo a fare il nostro dovere. E adesso lasciamo da parte per un attimo la cronaca e diciamo le notizie su tutto quello che è avvenuto, sta avvenendo in Veneto, nel nostro territorio, per andare ad approfondire tematiche di stretta attualità e anche notizie abbastanza curiose che magari sicuramente non faranno piacere in questo caso ai padovani. Perché? Perché parliamo di qualità della vita. Ebbene, Padova, stando diciamo all'ultima ricerca fatta da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma, perde, pensate, ben 18 posizioni e scivola al 29° posto. Scopriamo il perché. Piazza Gasparotto con i suoi bivacchi e l'ultimo video rilanciato sui social anche dal ministro Salvini, che riprende un uomo che sniffa cocaina in pieno giorno alla fermata dell'autobus in stazione a Padova. La questione sicurezza è uno dei fattori che ha fatto scendere la città del Santo nella classifica sulla qualità della vita stilata ogni anno dal giornale Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2021 Padova era all'11° posto, quest'anno è scivolata al 29°. Il questore dà la sua spiegazione. Io ritengo che Padova è una città tendenzialmente sicura, insomma. Non succedono fatti gravi facendo gli scongiuri. Le statistiche ci collocano in alto effettivamente perché facciamo tanto. Ci sono tantissime denunce proprio nel settore della droga, tantissime denunce, tantissimi sequestri e i dati ci fanno schizzare su. La droga è una piaga non solo per lo spaccio ma anche per la grande presenza di persone che ne fanno uso. Circola molta droga a Padova e bisogna lavorare non solo sulla offerta ma anche sulla domanda. Ci sono molte persone, troppe persone che si drogano. Quanto al video fatto circolare dal ministro Salvini, trasmette l'idea che la stazione sia un punto critico come in tutte le città e che l'attenzione delle forze dell'ordine deve essere allargata alle zone limitrofe. I servizi che facciamo devono concentrarsi non solo alla stazione proprio ma dal lato anche degli autobus, per cercare di evitare queste espressioni, queste ostentazioni che effettivamente sono un pugno nell'occhio, fanno male. Tornando alla ricerca, al 29° posto di Padova, tutte le altre province venete sono meglio piazzate in classifica, tranne Rovigo, 70°, e tutte entro i primi 30 posti. Prima è Trento, seconda Bolzano e terza Bologna. E restiamo a Padova per una
importante notizia dell'ultima ora arrivata proprio adesso in redazione, la leggiamo insieme, poi dopo la pubblicità approfondiremo quella che è indubbiamente una notizia di cronaca che scuote tutto l'ambiente padovano. Sequestrato il cantiere dello stadio Euganeo, disposte misure interdittive nei confronti di 2 funzionari comunali e 2 imprenditori. Di che cosa si tratta? Proprio in data odierna, poco fa, la Procura della Repubblica di Padova, a conclusione di un'indagine sull'appalto indetto dal Comune di Padova per il rifacimento della nuova curva sud dello stadio Euganeo e la costruzione di 2 palazzetti dello sport, su disposizione del GIP del Tribunale ha delegato la Guardia di Finanza all'esecuzione di un'ordinanza che dispone 4 misure interdittive. Significa, leggiamo nel dettaglio, 2 di queste prevedono la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio di 2 funzionari comunali per 5 mesi e impongono il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione per 2 imprenditori. Quindi lo ripetiamo, sequestrato il cantiere dello stadio Euganeo, 2 funzionari comunali interdetti e 2 imprenditori che non potranno per la durata di rispettivamente 5 e 3 mesi contrattare con la pubblica amministrazione. Nello stesso tempo è stato disposto il sequestro, come vi dicevo, preventivo del cantiere ancora aperto relativo all'opera non completata. Tutti gli approfondimenti, gli ultimi aggiornamenti chiaramente ve li daremo nel corso del nostro Focus TG tra poco e poi insomma nelle nostre edizioni dedicate all'informazione. Adesso piccola pausa pubblicitaria, un motivo in più per continuare a seguirci, quello di restare aggiornati anche su questa clamorosa notizia. Lo ripetiamo, il sequestro del cantiere dello stadio Euganeo. A tra poco. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG riprendendo la notizia che vi abbiamo dato poco fa, una notizia dell'ultima ora, quella che riguarda il sequestro del cantiere dello stadio Euganeo a Padova. Allora diamo qualche dettaglio in più di tutto quello che sta succedendo proprio in questi minuti. In data odierna, lo ripetiamo, la Procura della Repubblica di Padova, a conclusione di un'indagine sull'appalto indetto dal Comune per il rifacimento della nuova curva sud dello stadio Euganeo e la costruzione anche di 2 palazzetti dello sport. Ebbene, la Procura, su disposizione del GIP del Tribunale, ha delegato alla Guardia di Finanza l'esecuzione di un'ordinanza che dispone 4 misure interdittive. Cosa significa? Quali sono queste misure interdittive? 2 riguardano dei funzionari comunali e 2 degli imprenditori. Entriamo nello specifico, spieghiamo bene. Quindi 2 di queste misure interdittive prevedono la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di 2 funzionari comunali per 5 mesi e impongono il divieto, le altre 2 misure, il divieto temporaneo a carico dei 2 imprenditori coinvolti in questa vicenda di contrattare con la pubblica amministrazione. Le indagini, entriamo nello specifico, coordinate dalla Procura, come dicevo, di Padova ed eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Padova, hanno consentito di ipotizzare che l'amministratore della società appaltatrice con sede operativa a Viterbo avrebbe turbato la gara relativa ai lavori di rifacimento della nuova curva dello stadio Euganeo di Padova, rappresentando fraudolentemente una capacità imprenditoriale non corrispondente al vero. Che cosa avrebbe fatto? Avrebbe, attraverso una proposta di esecuzione dei lavori, avrebbe garantito, dichiarato di poter effettuare questi lavori in tempi dimezzati rispetto a quelli previsti dal bando, ai fini proprio di aggiudicarsi il bando. Quindi avrebbe
in poche parole detto di poter riuscire a completare i lavori in metà tempo rispetto all'indicazione prevista dal bando, una diciamo condizione che ha permesso proprio a questa ditta di aggiudicarsi il bando stesso. Inoltre lo stesso soggetto, quindi lo stesso imprenditore, in concorso con l'altro imprenditore destinatario della misura interdittiva, avrebbe anche simulato atti nell'esecuzione di lavori tesi a celare contratti di subappalto non autorizzati. Quindi ci sarebbe una dichiarazione non corrispondente al vero, quella di riuscire a completare i lavori in tempi dimezzati, e anche il subappalto di contratti non autorizzati. Con riguardo ai due funzionari pubblici, invece, si è ritenuto che il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori avrebbero agevolato la realizzazione di tali condotte dei due imprenditori, talvolta con il proprio contributo, non censurando le lacune procedurali in contestazione e non esercitando, al ricorrere dei presupposti, la facoltà legislativa di richiedere la risoluzione del contratto. Questo è quello che si legge nel comunicato della Procura della Repubblica, del Tribunale di Padova e della Guardia di Finanza. Bene, chiaramente seguiremo assolutamente tutta la vicenda. Lo ripetiamo ancora una volta: sequestrato il cantiere dello stadio Euganeo e disposte delle misure interdittive nei confronti di due imprenditori e due funzionari del Comune di Padova. Adesso lasciamo da parte questa, che sicuramente è una clamorosa notizia di cronaca, per tornare a parlare di problemi che vivono da vicino le famiglie, gli imprenditori, le attività commerciali, non solo. Parliamo del caro bollette, parliamo della crisi economica. 20 milioni di euro a favore delle piccole e medie imprese perché investano nell'efficientamento energetico. Questa è una task force di artigiani e mondo bancario contro il caro bollette e contro la frenata degli investimenti. Vediamo. E non dobbiamo aggiungere debito al debito, ma in questo momento noi vogliamo aiutare gli artigiani ad affrontare le sfide che sono importanti di questo contesto che stiamo vivendo, e lo possiamo fare solo con investimenti strutturali. E mi riferisco principalmente ad investimenti legati all'efficientamento energetico. Un plafond di 20 milioni di euro da erogare a tassi agevolati e il supporto per accedere a contributi a fondo perduto. I 3 mandamenti di Confartigianato fanno squadra con il mondo bancario per superare le difficoltà di accesso al credito. I numeri dicono che l'accensione di nuovi mutui sta già frenando. Il contesto attuale, dettato da un'inflazione a 2 cifre, dai costi dell'energia che stanno aumentando e dall'aumento anche del costo del denaro, quindi la dinamica dei tassi è totalmente cambiata dall'inizio dell'anno, hanno comportato un rallentamento di quelle che sono le richieste da parte dei nostri clienti, principalmente le piccole e medie imprese. Obiettivo dell'accordo sottoscritto in via Selvatico: fornire nuovo ossigeno per pagare le bollette, ma soprattutto per investire nell'efficientamento energetico, così da abbattere i costi e rendere le imprese sempre più autonome. Questo è uno strumento, credo che sia fondamentale e opportuno, e arriva veramente al momento opportuno, che di supporto alle nostre aziende per questo tipo di attività di rinnovamento. Le imprese che hanno passato questi duri contraccolpi hanno una resilienza talmente grande che non hanno più paura di niente, glielo posso garantire. Fotovoltaico da installare sui tetti dei capannoni, ma non solo, e nel frattempo si risparmia anche sulla singola lampadina. Anche noi siamo, tra virgolette, delle aziende, quindi anche noi all'interno dei nostri uffici stiamo decidendo anche come collocare diversamente le persone, eventualmente anche chiudere dei reparti per avere minore dispendio di energia. E il caro bollette rischia di frenare i lavori previsti con il super bonus. Cerchiamo di capire anche qual è il futuro per l'edilizia. A parlarcene, la vedo già pronta per il collegamento in diretta, la nostra collega Valentina Visentin, che è insieme al presidente di ANCE Padova. Buongiorno Valentina.
Sì, buongiorno da Padova, qui con me c'è il presidente di ANCE Padova, Alessandro Gerotto. Quest'oggi, questo pomeriggio, ci sarà un importante convegno dove sarà presente in collegamento anche il neo ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. Si pensa alla Padova del futuro, ma intanto più stringente è la situazione del super bonus. Come sta andando dopo i timori di quest'estate? Abbiamo ricevuto proprio questa mattina i dati del Veneto, stiamo parlando di 5 miliardi in tutto il Veneto, sono tantissimi, Padova supera probabilmente il miliardo e quindi vuol dire tanto lavoro, l'applicazione media, adesso vediamo che i condomini stanno superando le unifamiliari, l'investimento medio è di 600.000 euro e qui, soprattutto nella nostra piazzetta, possiamo vedere la differenza tra un condominio appena restaurato, col super bonus, e un condominio di vecchio stampo. La differenza è enorme. Quindi il vantaggio c'è. Probabilmente il governo sta lavorando per continuare il super bonus, però in decalage. Quindi avremo probabilmente un 90-80% confermato per il prossimo anno, con una cifra annua probabilmente da confermare, di cui vi daremo dati molto breve. Ecco, questo significa che però molte imprese potrebbero rischiare di chiudere. Lei come prospettiva immagina il 2023 come anno di selezione delle imprese, cioè i più forti resteranno operativi? Sì, i più deboli probabilmente salteranno oppure verranno acquisiti dai più grandi. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa, succederà e probabilmente la grande crisi è data dal fatto che c'è stato un blocco nell'acquisizione dei crediti, quindi c'erano tanti crediti che non erano genuini che purtroppo hanno subito dei rallentamenti. Un'altra notizia appena arrivata è che Poste ha ribloccato di nuovo per una certa sentenza per 4 sentenze del TAR, quindi tutto questo deve essere commisurato, deve essere supportato soprattutto dai nostri uffici ANCE, dal nostro staff, per dare ancora una volta la garanzia che le ditte non muoiono e che ci sia un proseguo soprattutto dei lavori e soprattutto quando ci sono dei finanziamenti pubblici. Un'ultima cosa, a Padova si sta preparando con l'arrivo di grandi opere, parliamo della nuova questura, il nuovo ospedale, sono insomma appalti importanti. Cosa chiedete al ministro Urso? Cioè come si devono preparare le aziende per guardare alla città del futuro? Il ministro Urso darà sicuramente quelle che sono le indicazioni dal punto di vista economico, visto che rappresenta soprattutto le imprese e soprattutto rappresenta il Made in Italy. Noi vogliamo che le ditte di costruzione siano fiere delle costruzioni che fanno e che possiamo portare avanti questo marchio Made in Italy che noi stiamo portando avanti in Italia e nel mondo. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini. Noi adesso da Padova ci spostiamo nel Bassanese per parlare di sanità, perché si terrà il 26 novembre a Marostica il maxi convegno aperto a tutti per chiedere e per promuovere una sanità migliore. Dopo aver ascoltato i cittadini dell'area pedemontana e aver raccolto oltre 3.500 firme per chiedere una sanità migliore, sabato 26 novembre si terrà il convegno aperto al pubblico per promuovere un momento di confronto e di riflessione sul tema del futuro del sistema sociosanitario pubblico del nostro territorio. Il coordinamento di consiglieri comunali, gruppi politici, gruppi civici dell'area vasta bassanese ha infatti invitato un pool di esperti per discutere del delicato e problematico momento che sta vivendo l'azienda sanitaria in tema di organizzazione, liste d'attesa e servizi. Tra coloro che interverranno spiccano i nomi di Giovanni Faverin, consulente esperto sul tema dell'organizzazione sanitaria, con innumerevoli esperienze al suo attivo, tra le quali l'aver ricoperto il ruolo di segretario generale nazionale CISL Funzione Pubblica Sanità, e poi quello di Gianfranco Pozzobon, responsabile del cantiere welfare di Veneto Laboratorio Civico e già direttore sociosanitario ULS della nostra regione, e infine quello di Claudio Beltramello, medico e coordinatore del gruppo Sanità e Sociale del PD Veneto.
Gli organizzatori ribadiscono che dalla nostra area pedemontana vogliono lanciare non solo un grido di allarme per le mancanze e le difficoltà che i cittadini riscontrano, ma anche per iniziare un percorso di riflessione, di suggerimenti e confronti per il futuro della sanità pubblica e sociale del Veneto. All'incontro sono invitati i cittadini, il personale sociosanitario, le organizzazioni sindacali, le amministrazioni, i consiglieri regionali, la presidenza del Consiglio regionale, alla quale sono state consegnate le firme raccolte a giugno, e poi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, i parlamentari locali, nonché i vertici dell'azienda ULSS 7 Pedemontana. Appuntamento dunque all'ex chiesa di San Marco a Marostica il giorno sabato 26 novembre con inizio alle ore 16. Restiamo in zona, da Marostica ci spostiamo a pochi chilometri più in là, a Bassano del Grappa, perché domenica ci sono state le votazioni, domenica di chiamata alle urne per quello che riguarda l'elezione dei nuovi presidenti dei comitati di quartiere, un quorum raggiunto in tutti i quartieri di Bassano, tranne per quello che riguarda il quartiere del centro storico, ma arrivano novità, dettagli e dati più precisi dalla nostra Chiara Gaiani in diretta proprio da Bassano. Buongiorno Chiara. Buongiorno Alex, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Si è appena conclusa in municipio a Bassano la conferenza stampa in cui il sindaco Elena Pavan ha dato conto del risultato delle elezioni dei consigli di quartiere che si sono svolte domenica. 20 quartieri di Bassano hanno tutti eletto il loro consiglio tranne il quartiere centro, dove non è stato raggiunto il quorum dell'8% necessario perché la votazione fosse considerata valida. Nel centro storico il quorum è stato del 6,63%. Negli altri quartieri invece il quorum è stato raggiunto. Segnalo in particolare il quartiere Pre, dove ci spiegava anche il sindaco Elena Pavan è tradizione consolidata una grande affezione al voto e anche in questa tornata si è superato il 40% dei votanti. Dal 2012 nella città di Bassano per i consigli di quartiere votano tutti i residenti, quindi non solo i cittadini italiani, sono ammessi anche gli stranieri però che hanno partecipato in una percentuale tutto sommato poco consistente, circa 1 su 100. Degli oltre 5.000 residenti stranieri del comune di Bassano, solo 46 si sono recati alle urne. Altra particolarità, sempre dal 2012 partecipano anche i cittadini dai 16 ai 18 anni, anche qui la percentuale non è stata altissima, degli 859 aventi diritto si sono recati ai vari seggi solo 72 persone. Nel pomeriggio il sindaco firmerà i decreti nomina di tutti i consigli di quartiere eletti, che poi si riuniranno e all'interno della loro sede poi decideranno il presidente. Non è detto che sia il consigliere più votato a ricoprire questo ruolo. Per quanto riguarda il quartiere centro, di fatto è tutto da rifare. Entro il 6 aprile sarà convocata una nuova elezione. Sulla data c'è ancora un po' così di incertezza, è probabile che si vada a dopo Natale. Ecco, non so se ci sono altre domande da studio Alex, se no dal centro di Bassano ti restituisco la linea. Grazie Chiara, nessuna domanda, sei stata esaustiva come sempre. Rimaniamo a Bassano perché insomma, l'amministrazione di Elena Pavan, oltre a fare i conti con insomma, i dati di affluenza alle urne per quello che riguarda l'elezione dei comitati di quartiere, dei presidenti dei comitati di quartiere, deve fare i conti anche con quello che chiedono cittadini e opposizione in merito alla questione, al progetto di demolizione e ampliamento di una palazzina di Viale Venezia, una situazione che continua a scuotere Bassano proprio in attesa di essere chiarita in Consiglio Comunale.
Il progetto di demolizione e ampliamento di una palazzina di Viale Venezia continua a scuotere Bassano in attesa di essere discusso e chiarito, si spera, in Consiglio Comunale. Anzi, è più corretto dire ridiscusso davanti all'Assemblea cittadina, dopo che era stato già inserito all'ultimo momento nell'ordine del giorno della seduta del 28 luglio scorso, suscitando un aspro dibattito tra maggioranza e opposizione. Ricapitolando la questione, si tratta di una ditta con sede legale nel Bassanese che ha in ballo, con l'amministrazione di Elena Pavan, uno schema di convenzione per demolire, ricostruire e ampliare un edificio appunto in Viale Venezia. Le opposizioni però hanno controllato le visure catastali, scoprendo che la società proponente, costituita nel 2021, ha come amministratrice una persona domiciliata a Dubai e che il 100% del capitale sociale è detenuto da una società il cui socio di maggioranza e amministratore è pure lui domiciliato a Dubai. Noi abbiamo chiesto se ritenevano questa operazione una operazione che potesse essere segnalata alla Banca d'Italia perché sospetta. Noi pensiamo che questo sia un elemento di garanzia per la pubblica amministrazione, nel senso che vedendo come sono state costituite le società, il fatto che le società sono di proprietà di un'altra società con gli amministratori con sede in un cosiddetto paradiso fiscale che è Dubai, quantomeno capire chi sono i veri proprietari, chi sono i proprietari e che tipo di operazioni si sta facendo. Società che tra l'altro sono state costituite con capitale sociale di 10.000 euro un anno fa e che gestiranno operazioni per 2-3 milioni di euro a livello immobiliare, quindi c'è una sproporzione anche rispetto a questo. Sicuramente è un'operazione che merita di essere approfondita, quindi chiediamo all'amministrazione se ha avviato, così come prevede la legge, questo approfondimento. E intanto Bassano ieri ha vissuto un momento di grande emozione perché in stazione è arrivato, ha fatto tappa il treno del Milite Ignoto. Quante emozioni si provano? Tante. Beh, è stata un'emozione bella. Beh, io sono commossa perché penso a questi ragazzi che veramente sono morti per una guerra che si poteva evitare. Emozioni forti, quelle che hanno provato le persone che in questa mattinata sono salite sul treno della memoria, il treno del Milite Ignoto, un santuario itinerante che ha fatto tappa alla stazione ferroviaria di Bassano. I massimi onori davanti alla riedizione di quello storico convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma. Tantissime le persone che hanno voluto percorrere una delle pagine più importanti della nostra storia. Una grandissima emozione per me che amo la nostra storia, ma l'emozione più grande è stato vedere i bambini con le loro maestre. Sì, è stato molto interessante, ci è piaciuto molto, anche per i bambini è stata una bella esperienza veramente. E affascinati da questo convoglio proprio i giovanissimi. È stato bello, storico, sacro. Sentivo tipo qualcosa dentro di me che mi diceva devo vedere che cosa succede dentro questo treno. Un luogo molto importante e storico e spero che rimanga per noi, per sempre. Anche quando tipo la prof ci ha spiegato che c'era tipo una donna di nome Maria che aveva perso il figlio e ha dovuto vedere, ha preso uno a caso pensando fosse suo figlio perché non tutte le targhe dei ragazzi erano distrutte, quindi non si sapeva il nome. Quella mamma si chiamava Maria Bergamas, la donna che scelse la salma del Milite Ignoto tra quelle di 11 caduti italiani non identificati per la tumulazione nel sacello dell'altare della patria. Un segno tangibile lasciato da questo treno della memoria nella città medaglia d'oro al valor militare. Ci spostiamo adesso a Tezze sul Brenta per parlare di modifiche della viabilità per garantire sicurezza agli studenti che arrivano a scuola in bici.
Per tutelare la sicurezza degli studenti delle scuole di Tezze sul Brenta, l'amministrazione ha deciso di chiudere al traffico via Don Belluzzo dalle 7:30 alle 8:30 del mattino, quando decine di studenti arrivano contemporaneamente e gli assembramenti possono essere pericolosi. Abbiamo riscontrato che lo spazio per ospitare i ragazzi prima dell'entrata alle scuole è inadeguato. Il divieto di circolazione, che non riguarderà gli autobus del trasporto scolastico, sarà istituito subito dopo l'area del parcheggio che si trova dietro la chiesa parrocchiale di Tezze. Non essendo possibile per regolamento scolastico accedere al cortile prima delle 7:45, si crea un assembramento sulla carreggiata, pericoloso perché a quell'ora arrivano anche le auto di genitori e insegnanti. Ci dispiace per dare questo disagio, però la sicurezza di questi ragazzi è molto importante per noi, è la cosa più importante. Dovranno parcheggiare nel parcheggio dietro la chiesa anche i docenti e quindi tutto quanto il corpo insegnanti dovranno parcheggiare dietro la chiesa. Una decisione al momento sperimentale, non è escluso che possa essere introdotta anche per il pomeriggio, quando un'ottantina di ragazzi escono in bici da scuola alla stessa ora. In chiusura, prima dei saluti, riepiloghiamo velocemente la situazione dei dati Covid nelle ultime 24 ore. Un'impennata, un aumento, 5.230 i nuovi casi intercettati, quindi il delta dei nuovi casi Covid in Veneto. Purtroppo segnaliamo anche 11 persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita, aumenta leggermente il dato sugli attuali positivi, più 107 rispetto a 24 ore fa, con il numero totale che riporta 49.507 attualmente positivi in Veneto. Scende l'occupazione ospedaliera, 1.069 i ricoveri in tutta la regione, -2 quelli in area non critica, -5 le terapie intensive. È davvero tutto, io vi ringrazio per aver seguito anche oggi il nostro Focus TG, ringrazio la regia di Fabio Verin e vi do appuntamento a questa sera con tutte le altre nostre edizioni dedicate all'informazione del Veneto. Buona giornata.